vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura qui all'interno del terzo Gran Premio, ovvero in Cina. Allora, sono riuscito a ottenere davvero ottime prestazioni all'interno dell'ultima settimana di qualifica, soprattutto grazie a un ottimo assetto che tra poco vedremo. Però, come al solito, prima di gettarci immediatamente nella fossa ovviamente dei serpenti, vedremo un po' qualche caratteristica in più sul nostro circuito. Bene, pronti per affrontare 14 giri, ovviamente per il nostro Gran Premio della Cina. Cina, ecco il giro del circuito di Shanghai. Siamo all'ultima curva. Non toccare i cordoli e accelera subito sul rettilineo usando DRS e usando tutto il KERS a disposizione prima di un nuovo giro. Ora stai raggiungendo la difficile curva 1. Se entri troppo velocemente perdi carico aerodinamico e velocità durante la percorrenza della curva. Cerca di stare al centro del tracciato e alla curva 2 stringi e tocca le corde delle curve. La pista nel corso della curva 3 si inclina in discesa. Evita a tutti i costi di bloccare le ruote anteriori. Ora il circuito risale lungo le curve 5 e 6 e questa sezione offre grandi opportunità di sorpasso in gara. Scala in seconda marcia, stringi all'interno della curva e fai attenzione al sovrasterzo in uscita, che potrebbe rallentarti e danneggiare gli pneumatici. Puoi affrontare la curva 7 a velocità piena, stringi a sinistra e concentrati in vista della prossima curva a destra che si stringe in uscita. Mantieni la vettura sul lato destro del tracciato per accedere alle curve 9 e 10. Questa è una fantastica curva doppia a sinistra, ma cerca di non salire troppo sul cordolo in uscita, potresti finire in testacoda, soprattutto in gara quando le gomme posteriori sono usurate. Ora ti aspettano le curve 11 e 12, strette e a sinistra. Nella curva 12 è particolarmente difficile modulare l'acceleratore. È il contrario della curva 1, in cui puoi accelerare in percorrenza di curva e sfruttare il carico aerodinamico in uscita. Nel rettilineo verso la curva 14 puoi usare il DRS e durante la gara puoi provare a sorpassare i tuoi più immediati avversari. Non è facile difendersi in questa sezione. Scendi in prima e affronta una delle curve più strette del circuito. Tocca la corda della curva a circa 80 km/h e mentre procedi verso la curva finale non salire troppo sul cordolo a sinistra, è molto spigoloso. Accelera al massimo e procedi verso il traguardo. Bene, il circuito appunto della Cina è uno dei più impegnativi all'interno dell'intero campionato di Formula 1 e sicuramente dobbiamo elaborare una strategia gomme all'altezza per sfruttare tutte le nostre possibilità. Allora, prima di gettarci ragazzi all'interno della nostra gara, volevo dare un veloce sguardo alla nostra classifica. Abbiamo di fronte ovviamente Fernando Alonso con 25 punti, però sicuramente dobbiamo salvaguardare le nostre chiappe, ovviamente da Jenson Button, che ovviamente si ritrova a 16 punti. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori, ci ritroviamo a 20 punti, quindi a circa 9 punti dalla scuderia Ferrari e anche dall'Infinity Red Bull Racing, e non abbiamo problemi per quanto riguarda la Sahara Force India, quindi l'unico obiettivo qui è l'aggressività. Per quanto riguarda ovviamente la nostra gara, adesso vedremo un po' di catapultarci direttamente in Cina in compagnia dei nostri cari e amati meccanici. Eccoci finalmente all'interno dei nostri box Williams, il nostro caro Pastor Maldonado sempre alla nostra destra e anche questa volta ha perso un altro punto per arrivare in vantaggio in qualifica su noi stessi. Questo significa che siamo riusciti a ottenere ben 4 posizioni davanti a lui. Partiremo dalla 13ª posizione, quindi proprio dietro Paul Di Resta, accompagnati da Perez e Hülkenberg. Sicuramente non abbiamo ancora disponibile l'elemento strutturale dei nostri freni, perché sarà sbloccato all'interno della prossima gara a causa di un piccolo guasto, però sicuramente l'integrità del nostro assetto c'è sempre. Allora, il circuito della Cina lo conoscete abbastanza bene, comunque cerchiamo di ripassare un po' i nostri rettilini principali, che ovviamente mi hanno fornito l'ispirazione principale per porre l'angolo alettone anteriore e posteriore molto bassi, in modo tale da sfruttare una velocità massima davvero concreta. Certamente dobbiamo bilanciare una frenata abbastanza tranquilla, con una pressione molto elevata e soprattutto una sorta di bilanciamento spostato sul posteriore per ottenere un grande sovrasterzo. Stiamo attenti
attenti al sovrasterzo, perché in alcune curve troppo sovrasterzo potrebbe causare l'usura elevata dei pneumatici anteriori. Mentre per quanto riguarda il bilanciamento mi sono basato molto sulla reattività e sulla trazione a scapito dell'aderenza in curva, quindi sicuramente i pneumatici saranno i primi a essere sollecitati. Per quanto riguarda invece le sospensioni, nonostante il circuito della Cina sia un circuito molto irregolare in alcuni tratti, quindi dipendenza, ho impostato le sospensioni molto basse per sfruttare quindi la nostra grande reattività e la nostra grande trazione in diversi tratti del nostro circuito. Per quanto riguarda il cambio, siamo riusciti a ottenere le marce lunghe in modo tale da far erogare alla nostra testata numero 1 del motore, che eroga un 90% di potenza, riuscirà a far arrivare la nostra autovettura a circa 325 km/h testati con il DRS. Allora, invece, per quanto riguarda il nostro allineamento, ho impostato la campanatura e l'angolo della campanatura stessa in modo tale da ottenere una grande accelerazione in rettilineo e sicuramente una discreta stabilità in curva, quindi sicuramente dobbiamo metterci anche del nostro. Il tempo è a nostro favore, abbiamo 24 gradi centigradi, l'asfalto sarà circa 30 gradi e sicuramente là fuori ci sarà la lava che aspetta i nostri pneumatici, quindi elaborare una strategia gomme adatta è quello che ci serve. Allora, visto che non siamo arrivati nella terza sezione delle qualifiche, ragazzi, possiamo impostare i pneumatici che ovviamente più preferiamo. Allora, all'inizio gara io avevo intenzione di montare dei pneumatici duri per poi utilizzare dei pneumatici morbidi alla fine ovviamente della nostra avventura. Allora, io direi di impostare la prima sosta al nono giro, così al nono giro avremo abbastanza tempo per far riscaldare le gomme e utilizzarle fino al 14° giro, che ovviamente, se non sbaglio, 5 giri le gomme possono resistere abbastanza bene, certamente quelle morbide, quindi se siamo fortunati la strategia ci porterà alla vittoria. Le gomme dure credo che 9 giri possano reggere abbastanza bene, strategia di carburante come al solito prudente, inizio gara duri, morbidi, perfetto. Allora, vediamo di lanciarci immediatamente all'interno della nostra fossa dei serpenti e iniziamo quindi a gareggiare. Eccoci all'interno della nostra postazione di partenza. Paul Di Resta davanti a noi, ragazzi, ritroviamo di dietro anche Ricciardo e Berg, finalmente in Cina, 4 semafori accesi, si corre per la gloria della Williams ed ecco che inizia il nostro fantastico Gran Premio. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Paul Di Resta, Perez davanti a noi, utilizziamo tutto il KERS disponibile, attenzione, veniamo circondati dalle due Toro Rosso, vediamo se possiamo continuare ad andare in avanti tallonando Grosjean nelle sue retrovie. Attenzione che si riesce a ottenere davvero un'ottima prestazione in questa prima fase. Attenzione, ci toccano a sinistra, probabilmente un piccolo contatto con Hülkenberg che ancora spinge verso la sinistra. Attenzione, anche Paul Di Resta davanti a noi, siamo riusciti a guadagnare diverse posizioni, però probabilmente adesso cercheremo di fare di meglio. Attenzione in questa piccola frenata, vediamo quello che riusciamo a fare, riusciamo a intrufolarci proprio nel bel mezzo dell'azione e lasciamo appunto discostato da noi stessi Mark Webber, che con circa 3 decimi di secondo e una spinta nel sedere riesce ad arrivare in avanti. Attenzione, attenzione, non l'avevo visto, chi si ritrova qui all'interno? Perez, maledizione, l'avevo proprio perso di vista, lo stavo appunto gettando dall'altra parte della pista. Vediamo di stare un pochino più attenti con i nostri piloti. Bene, ancora si continua nei riguardi di Perez, il pilota appunto si trova davanti a noi con autovettura argento appunto luccicante. Vediamo che abbiamo di dietro Felipe Massa, la Ferrari, probabilmente tenterà un sorpasso nella terza fase, ovvero nel terzo settore, però ancora si continua ad andare alla grande ovviamente nella sezione di accelerazione. Questa, ragazzi, è la curva è l'antitesi della prima curva che abbiamo ovviamente dopo il curvone principale, perché dobbiamo certamente regolare la nostra accelerazione, altrimenti finiremo fuori pista. La Cina, ragazzi, è uno dei gran premi il Gran Premio della Cina sicuramente è uno dei più impegnativi ma anche dei più difficili. Attenzione, si avvicina la nostra autovettura. Oh, non vorrei toccarti, amico mio, mi dispiace, meno male che l'abbiamo proprio salvato sul limite, meno male, l'avrei gettato fuori pista, avrei preso una bella penalità. Meno male che siamo riusciti a essere proprio concreti e che questa dannata curva sempre mi ha fregato, anche questa potete vedere anche all'interno delle qualifiche. Però si continua con il ferrarista dietro di noi, Felipe Massa tenterà un sorpasso all'esterno, cerchiamo di difendere il nono posto con i denti, andiamo, vediamo quello che riusciamo a fare in questa prima fase. Felipe Massa è all'interno, non vorrei farlo passare, vediamo se riusciamo a fare il nostro meglio. Grandi, adesso dobbiamo sicuramente limitare le possibilità del nostro carburante, siamo riusciti a ottenere diverse posizioni, questo sicuramente è un bene. Quindi per adesso, ragazzi, limitiamo la nostra capacità del carburante. Vi ricordo che per adesso noi non dobbiamo ovviamente giocare in maniera offensiva, perché abbiamo dei pneumatici duri che dobbiamo conservare fino al nono giro se possiamo, altrimenti ci fermiamo prima. Sicuramente tenere a lunga distanza Felipe
Massa, perché nel momento in cui riusciremo ad utilizzare i pneumatici morbidi dobbiamo utilizzare tutto il nostro carburante per recuperare le posizioni che per adesso stiamo perdendo. Allora ancora si continua nella curva a doppio punto di corda, però ancora stiamo andando alla grande. La Williams, nonostante i pneumatici duri, sta tenendo un ottimo ritmo gara. Vorrei, ragazzi, fermare un attimo, ovviamente andare un attimo in pausa per un attimo solo vedere un attimo nel direttore di gara i pneumatici che stanno montando gli avversari. Allora, noi stiamo partendo con dei pneumatici duri, sicuramente sta partendo anche Kilton con dei pneumatici duri, quindi noi siamo gli unici che stiamo utilizzando questa strategia, quindi sia Felipe Massa che Perez sono molto ma molto più veloci di noi. Allora, scusate per l'interruzione, speriamo che questa strategia dia i suoi frutti. Ancora si continua nel terzo settore con Felipe Massa che davvero tenta il sorpasso a circa 2 decimi di secondo. Abbiamo diminuito anche l'intensità del carburante. Mi dispiace, ragazzi, di non aver caricato gameplay di Formula 1 all'interno di questa settimana, ma ho avuto davvero diversi problemi nell'elaborazione dell'assetto. Ho perso circa 5 giorni per trovare proprio l'assetto ideale per questa pista. Questo assetto va abbastanza bene, magari vedete un po' di provarlo anche con altre scuderie, può darsi che riuscirete a ottenere davvero risultati fantastici, perché io almeno mi sto trovando abbastanza bene, un'ottima accelerazione, la macchina anche un'ottima velocità massima e anche una splendida attività in curva. Però sicuramente questo è un circuito dove i nervi, sicuramente i sensi del pilota vengono messi a dura prova, quindi sicuramente ogni tanto qualche spavata ci sta tutto. Potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a un secondo. Grande amico mio, come al solito il nostro ingegnere un po' impiccione, però davvero stiamo girando in maniera molto pulita e sicuramente stiamo mantenendo il nostro ritmo di gara. Allora ancora si continua con Felipe Massa che ricopre la 10ª posizione, l'abbiamo distanziato abbastanza, però ricordiamoci che dobbiamo utilizzare esclusivamente il nostro DRS, il nostro KERS all'interno della sezione del DRS, sicuramente in difesa del nostro Felipe Massa. Ancora si continua, vediamo un po' come vanno le gomme, maledizione, abbastanza usurate, come potete vedere le sospensioni tirano abbastanza, in queste condizioni le nostre gomme verranno messe a dura prova molto più facilmente. Ancora si continua, vediamo un po' di evitare brusche frenate. Ecco qui la nostra curva a doppio punto di corda, vediamo se possiamo continuare in avanti. Abbiamo il pneumatico anteriore sinistro che è molto usurato, cerchiamo di tenere ancora duro. Ecco Felipe Massa si fa vedere nello specchietto, mamma mia, abbiamo distrutto il pneumatico proprio per fermarci. Ancora si continua, vediamo un po' se possiamo ottenere una grande accelerazione. Forza tutta manetta amico mio, avanti con il nostro cascone color noce. Abbiamo distanziato abbastanza Felipe Massa, cerchiamo di non finire fuori pista, è molto lontano da noi perché doveva proprio confrontarsi con Hülkenberg. Vediamo un po' se riesce a fare qualcosa, sicuramente non è entrato nel secondo per utilizzare l'ala mobile posteriore e infatti non l'ha attivata. Attenzione scintille nelle retrovie, probabilmente c'è stato un contatto. Che lotta, mamma mia ragazzi, vediamo un po' che succede. Ancora molto vicino alla nostra posizione, grande strategia quella di utilizzare il KERS alla fine. Attenzione, vediamo un po', perfetto, affrontata proprio nel modo migliore. Però adesso Hülkenberg potrà tentare il sorpasso, vediamo quello che riesce a fare. Abbiamo ancora un bel po' di KERS, vediamo di tenercelo a bada ed ecco che Hülkenberg è costretto nuovamente a rientrare in scia. Grande, abbiamo recuperato circa quasi un decimo di secondo sul nostro giro precedente. Abbiamo affrontato la curva, il curvone a gomito nella maniera migliore. Vediamo di continuare, perfetto, alla grande. Riserviamoci il nostro KERS proprio nelle coscette. Ancora Felipe Massa di noi probabilmente tenterà un sorpasso, cerca di sfruttare la nostra posizione per un eventuale errore. Abbiamo peggiorato di circa 3 decimi, però ancora si continua in avanti, siamo in zona punti ed è questo sicuramente l'obiettivo principale. Allora facendo due conti, allora 4 posizioni in meno, Pastor Maldonado sarà intorno alla 14ª posizione, ha recuperato anche egli qualcosa, quindi sicuramente questo è un bene. Ma ancora la Williams quest'oggi vuole fare battere il cuore all'interno della prossima avanti, all'interno di questa gara. Vediamo di continuare, abbiamo rallentato un po' il nostro giro, vediamo adesso le gomme si fanno un pochino più usurate. Maledizione ancora Felipe Massa dietro di noi. Ragazzi, dobbiamo tenere almeno fino all'8º giro, perché sicuramente in queste condizioni non posso. La vettura che ti segue tenta il sorpasso, non preoccuparti, deve effettuare un passaggio obbligato ai box. Sicuramente mi sembra Massa, forse ho sentito male. Massa forse deve effettuare un passaggio obbligato ai box per qualche penalità, quindi possiamo stare un pochino più tranquilli. Ok, attenzione che si avvicina ancora dietro di noi Hülkenberg a una velocità davvero inaudita, però sicuramente siamo arrivati nuovamente nei pressi del terzo settore, siamo tutti costretti a frenare. Abbiamo ancora un bel po' di KERS, mi dispiace per i pneumatici, maledizione. Questo assetto ragazzi è davvero molto stile ai pneumatici, con questa grande accelerazione che abbiamo, nonostante le marce lunghe
come dire, le gomme vengono sollecitate in maniera concreta. Abbiamo il pneumatico anteriore sinistro che è davvero quasi consumato, però dobbiamo tenere duro sicuramente per i prossimi 3 giri, anzi anche 4 giri, però non credo che ce la possiamo fare, perché anche le condizioni dell'asfalto sono molto ardue e soprattutto molto ostili a noi stessi. Intanto noi ci proveremo lo stesso, ancora si continua, vediamo un po', andiamo, facciamo la barba al nostro cordolo anteriore, cerchiamo di non effettuare brusche accelerate, di non far andare il motore fuori giri, ma ancora Felipe Massa, tutti noi abbiamo ancora tutto il KERS disponibile. Ecco il brasiliano con quel casco che risplende al sole, maledizione, vediamo un po' di stare calmi, abbiamo ancora questa dannata gomma anteriore sinistra che continua a usurarsi. Lo sapete perché questa dannata gomma continua a usurarsi, proprio quella anteriore sinistra? Perché noi nella sezione dell'assetto abbiamo ovviamente utilizzato molto sovrasterzo per aiutarmi ovviamente in queste curve come queste. Potete vedere che il sovrasterzo in questi casi mi aiuta tantissimo per non finire fuori pista e di affrontare la curva a una velocità davvero impressionante. Però attenzione che Felipe Massa ci tocca un attimino all'esterno, eccolo qua ancora dietro di noi, si tocca addirittura anche con Sutil se non erro, e comunque visto proprio per questo fatto, per questo bilanciamento eccessivo sul posteriore, quindi sull'utilizzo del sovrasterzo, abbiamo questi particolari problemi dell'usura del pneumatico anteriore sinistro, mentre ovviamente i pneumatici posteriori non è che sono molto usurati, quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Però Felipe Massa è ancora molto arrabbiato, probabilmente si vede la Ferrari sempre più grande nei nostri specchietti e tenta il sorpasso nei riguardi della Williams all'interno. Vediamo un po' di farlo passare perché non voglio effettuare piccoli contatti. La lotta tra i due, tra il brasiliano e l'olandese, vediamo quello che accadrà. Tocco addirittura il punto di corda in maniera concreta, ci fermiamo quasi sulla nostra ultima curva, ma ancora continua Felipe Massa, il ferrarista. Attenzione, vediamo di tagliare la curva in maniera concreta e ancora nuovamente tenterà il sorpasso in questa fase dove è possibile utilizzare l'ala mobile. Ci difendiamo con il KERS, proprio con i denti, vediamo quello che riusciamo a fare. La nona posizione non ce la leverà nessuno, a meno che cause di forza maggiore come per esempio lo scoppio di qualche gomma. Attenzione, facciamo raffreddare un po' i nostri freni, benissimo, andiamo. Questo Formula 1 2013 ragazzi a mio parere è molto ma molto più competitivo del Formula 1 2012. Davvero tutte queste migliorie a riguardo dei pneumatici sono molto ma molto più realistiche. Cioè io in Formula 1 2012 avevo, come dire, i pneumatici infiniti, se così si può dire. Ovviamente non mi sarei mai preoccupato di consumare le gomme in questa maniera come appunto avviene su Formula 1 2013. Davvero questo è un lavoro che la Codemasters ha fatto in maniera molto positiva e sicuramente un lavoro fatto molto ma molto bene. Sicuramente la questione del carburante, vediamo come sta andando. Attenzione, questo giro davvero l'abbiamo fatto al bacio perfettamente. Attenzione, vediamo un po' adesso come sta andando. Ok, abbiamo ancora carburante per più un giro, questo è ovviamente una notizia positiva. Speriamo i ragazzi di reggere anche verso l'8º giro. Dio. Qui avremo sicuramente altri problemi. Attenzione, attenzione, abbiamo recuperato di 4 decimi, molto bene. Attenzione, vediamo quello che possiamo fare. Acceleriamo a tutta manetta, ancora Felipe Massa, 10ª posizione. Vediamo di utilizzare un bel po' di KERS per rallentarlo. Attenzione, quel ferrarista si lancia all'attacco. Si lancia all'attacco sicuramente tramite l'utilizzo del DRS. Lo vedo passare accanto a me. Vediamo se possiamo ottenere vantaggio in questa prima fase, in fase di frenata. Mamma mia, vediamo un po'. Attenzione, attenzione, mi sono quasi fermato, però siamo riusciti a dare un ottimo spettacolo ai tifosi mantenendo la nostra nona posizione. Grande amico mio, il nostro caro ingegnere come al solito. Maledizione ragazzi, guardate i pneumatici, 7º giro, dobbiamo affrontare ancora altri 2 giri, così cerchiamo di farcela. Allora io diminuirei adesso ancora un po' la miscela di carburante per evitare di effettuare. Attenzione, qualcuno si è già fermato. Carburante ottimale, se ne hai bisogno puoi passare alla modalità carburante 2 o 3. Grazie amico mio, però mi sa che voglio limitare per adesso il consumo di carburante. È appena entrato nella corsia box per effettuare una sosta. Chi è entrato alla corsia box non ho sentito, maledizione. Comunque ragazzi, ho impostato il carburante ovviamente sulla qualità bassa, perché sicuramente dobbiamo limitare l'usura dei nostri pneumatici, quindi andando più piano ed effettuando accelerazioni ovviamente più come dire, equilibrate, riusciremo a modificare l'andamento dei nostri pneumatici. Attenzione, ancora si continua con il nostro sovrasterzo che ci ha aiutato a mantenere ovviamente il contatto con questa sezione del secondo settore. Ancora con i denti si cerca di difendere ovviamente il nostro posto. 6º posto, sicuramente come dire, ci saranno stati dei problemi, addirittura i primi pit stop da parte dei nostri avversari. Allora 14 giri, andiamo, siamo quasi a metà gara ragazzi, vediamo di continuare.
Ok, non mi aspetto grandi risultati da questa gara, però sicuramente dobbiamo cercare di contenere i nostri pneumatici. Cercherò di resistere ancora un altro giro. Al nono giro non arriveremo mai, ragazzi. Spingiamo la nostra autovettura al massimo con il nostro Kers. Attenzione, le due Ferrari di Fernando Alonso e di Felipe Massa rispecchiano al sole davanti, proprio dietro di noi. Vediamo un po' di stare attenti. Mi sa che abbiamo consumato un po' troppo le gomme con questa grande accelerazione che abbiamo effettuato. Le gomme non hanno molta tenuta, però dobbiamo resistere, ragazzi. Ancora un altro giro. Questo è un rischio davvero grosso quanto una casa. Sicuramente dobbiamo tentare l'impossibile, rallentare più che possiamo Fernando Alonso e sicuramente tenere l'ultimo e ottavo giro con queste gomme, perché sicuramente non avremo possibilità nei prossimi giri. Attenzione, chi c'è qua dietro? Vedo appunto una testa rossa dietro di noi, quindi sicuramente... Continua così, il tuo piazzamento attuale è migliore di ben 6 posizioni rispetto alle nostre previsioni. Sì, amico mio, per adesso, perché appunto tutti quanti hanno effettuato, come dire, la sosta ai box. Avete visto, ragazzi, come si perde aderenza in queste condizioni? Il nostro obiettivo è adesso rallentare Fernando Alonso e riuscire a tenere questa quinta posizione prima dell'arrivo ai box, non farlo passare. Attenzione a non perdere aderenza, davvero vado molto piano. Abbiamo conservato abbastanza carburante, puoi alzare al massimo i giri del motore per un po'. Grazie, amico mio, vediamo di tenere ovviamente la nostra testa abbastanza alta con un po' di carburante in più. Vediamo di continuare da questa parte. Benissimo, ragazzi, sto andando davvero molto piano perché queste gomme lo sapevo ovviamente che non ha... consumo di carburante. Certo, amico mio, cercherò di ascoltarti. Ok, infatti io me lo immaginavo che vediamo un po'. I pneumatici sono molto usurati in questa fase, il grip si è ridotto, effettua un pit stop se vuoi. Ok, amico mio, allora vediamo se mi fai spiegare finalmente quello che voglio dire oppure ti devo prendere a calci. Attenzione, mamma mia come ho tenuto l'autovettura in pista. Addirittura Fernando Alonso cerca di scomodarmi, vediamo se posso andare ancora in avanti. Allora, pneumatici adesso morbidi nel momento in cui ci fermeremo. I meccanici ti aspettano al prossimo pit stop con le gomme morbide. Grande, amico mio, adesso inizia la nostra fase di rimonta, ragazzi. Attenzione, Il tuo ritmo di gara è ottimo, continua così. grazie, sempre complimenti, preparatevi a stappare lo champagne che sto arrivando ai box, però non mi ricordo come al solito dove sono i box. Oh mio dio, sono di qua. Non è che è la corsia per la safety car questa, me lo sono ricordato. Allora, ragazzi, vediamo se posso spiegare finalmente in pace. Allora, in pratica io sapevo che le gomme ovviamente si potevano consumare fino a questo punto, infatti ho tenuto fino al nono giro in queste condizioni rallentando, perché i pneumatici morbidi devono reggere almeno questi 5 giri in completa tranquillità. Gomme morbide pronte alla partenza, 3 secondi alla grande. Abbiamo adesso tutto il carburante che vogliamo. Usciamo, amici miei. 14esimi, maledizione. Ok, siamo 14esimi. Prendi il ritmo e cerca di riportare quelle gomme in temperatura. Perfetto, amico mio. Allora, vediamo di riprendere. Attenzione, andiamo davanti. Adesso vediamo di utilizzare immediatamente la nostra modalità carburante elevato. Perfetto, alla grande. Cerchiamo di recuperare i nostri piloti che abbiamo davanti. Abbiamo un bel gruppetto di piloti che dobbiamo cercare di recuperare. Adesso, ragazzi, concentrazione. Abbiamo gomme molto morbide, sicuramente pronte per il combattimento. Allora, vi lascio immediatamente la sezione appunto della temperatura per farvi vedere appunto quando le gomme entreranno ovviamente in temperatura per essere utilizzate per il combattimento. Attenzione, andiamo. Questa è la nostra occasione, proviamoci. Benissimo, proviamo da questa parte a tutta forza. Questa è stata una strategia, come dire, abbastanza azzardata di provare le gomme dure in seguito, però la volevo provare in qualche gara per vedere un po' come andava. Adesso vedremo se riusciremo a recuperare oppure no. Ancora si continua nei riguardi di Ricciardo che ricopre la 13ª posizione. Ancora si continua in avanti verso l'11ª posizione che è il nostro obiettivo principale. Ancora si continua con le gomme morbide, dai che riusciamo a fare qualcosa. Avanti, ancora le gomme sono ovviamente al massimo delle loro possibilità. Pastor Maldonado ricopre vediamo un po', 12ª posizione. Non abbiamo la possibilità di utilizzare la mobile posteriore, però vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Attenzione, probabilmente un sorpasso. Attenzione, vediamo quello che è accaduto. Ricciardo ancora, eccolo qui, l'australiano. Il nostro ingegnere forse ha detto qualcosa, ma ancora si continua nei riguardi della Toro Rosso. Vediamo se possiamo fare qualcosa di meglio in questa fase. Avanti che dobbiamo spingere al massimo con le nostre care gomme. Vediamo un po' se possiamo utilizzare l'ala mobile. Mi sa di no. Avanti, recuperiamo. Abbiamo solo 4 giri. Forza, ancora qualche altra posizione. Andiamo. Benissimo. Questa volta affrontata molto bene questa curva. Abbiamo recuperato davvero tantissimo. Ecco, come potete vedere, le gomme dure si fanno sentire nei nostri avversari e sicuramente la nostra presenza gli incute timore. Andiamo con un bel po' di Kers, vediamo se possiamo ottenere vantaggio, almeno il mio compagno di squadra lo voglio superare. Forza che riusciamo a fare qualcosa. Avanti. Oh mio Dio. Attenzione, non ostacolatevi a vicenda.
Mamma mia che contatto con Pastor Maldonado, quello che si è rischiato. Intanto un ottimo sorpasso azzardato nei riguardi di Ricciardo. Adesso si procede in avanti nei riguardi del pilota della casa della Williams. Intanto vediamo un po' se possiamo procedere. Ok, davvero si nota la grande superiorità della Williams con questi pneumatici in questa sezione. Andiamo nei riguardi del pilota della nostra stessa casa. Abbiamo ancora grandi possibilità. Forza, oh mio Dio, forse abbiamo frenato un po' troppo tardi. No, invece è stata un'ottima mossa. Vediamo di procedere da questa parte. Pastor Maldonado davanti a noi, lotta tra titani, ragazzi. Forse siamo ancora nel secondo prestabilito per il sorpasso. Di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Va bene amico mio, ci siamo spremuti abbastanza con questa possibilità per superare ovviamente il nostro avversario. DRS attivo, siamo nel secondo, vediamo quello che riusciamo a fare. Ci avviciniamo davvero tantissimo. Sta cercando di raggiungerti. Attenzione, ho dovuto quasi fermare la nostra autovettura. Vediamo con un po' di trazione in più quello che riusciamo a fare. Maledetto Pastor Maldonado ancora continua a tirare dritto, proprio non riusciamo a prenderlo. Andiamo, forza che guidiamo meglio. Avanti, DRS attivo, vediamo se possiamo recuperare 250 km/h, ancora con un bel po' di KERS. Date un'occhiata che stiamo recuperando davvero tanto nei nostri tempi. Avanti, non voglio perdere aderenza. Avanti, avanti che ce la facciamo. Forza. Benissimo, adesso in questa fase di accelerazione, guardate che ce la possiamo fare. Avanti, 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 avanti con il nostro KERS. Avanti, 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 forza, spremiamo. Maledizione, molto veloce Pastor Maldonado. Nonostante le gomme dure riesce a fare qualcosa di meglio. Attenzione qui in frenata, sempre la nostra fase preferita, in frenata. Finalmente Van Helgen riesce ad arrivare di fronte e soprattutto davanti al suo compagno di scuderia. Grande azione, abbiamo recuperato davvero parecchie posizioni nonostante la nostra, come dire ragazzi, il nostro svantaggio, perché Pastor Maldonado e Ricciardo erano davvero molto lontani dalla nostra posizione. Attenzione, vediamo quello che riusciamo a fare da questa parte. Benissimo, cerchiamo di continuare. Intanto non credo che ci siano stati ritiri, quindi probabilmente la gara è andata alla grande. Allora, carburante normale, spero di arrivare fino alla fine. Attenzione, 11 giri, anzi forse è meglio che rallentiamo anche l'andamento, perché potrei recuperare ragazzi quei due che si ritrovano davanti, arrivare addirittura alla 10ª posizione, però non vorrei rimanere a corto di carburante, ne ho risparmiato davvero tanto nella prima fase, quindi cerchiamo per adesso di tenere la miscela bassa. Attenzione che Pastor Maldonado vuole riprendersi la posizione persa, la lotta tra i due. Attenzione, Maldonado non sa da dove andare, sinistro o destra, eccolo, si fa sempre più grande negli specchietti, è costretto a rientrare. Eccolo qui Pastor Maldonado nuovamente nelle retrovie. Vediamo un po', li potrei recuperare quelli ragazzi, perché sicuramente il nostro carburante, attenzione, intanto affrontiamo questa curva. Benissimo, li potrei recuperare, solo che non vorrei avere problemi con il carburante. Vabbè, rischiamo un attimo, impostiamo quindi la nostra miscela al massimo, vediamo quello che riusciamo a fare. Ancora 12esimi, avanti Pastor Maldonado dietro di noi. Mi sono un attimo confuso in quella curva, io addirittura con questi pneumatici, con questo carburante potrei recuperare quelli davanti a noi, solo che non vorrei rischiare troppo per il nostro carburante e quindi finire a secco, perché potete vedere che recuperiamo sempre più per quanto riguarda Paul Di Resta. Quindi allora intanto cerchiamo di gettarci nei riguardi di Paul Di Resta, perché sicuramente l'11° posto è quello che vogliamo. Adesso concentriamoci ragazzi e quindi lanciamoci all'acciuffamento del nostro pilota. 2 giri davanti a noi, 5 secondi da noi Paul Di Resta, speriamo in un suo errore. Le gomme potete vedere già dopo questi giri con questo assetto della nostra macchina sono davvero molto usurate. Attenzione, attenzione alla grande, perfetto, ok, benissimo. Ok, allora i nostri pneumatici, come potete vedere nella sezione dei consigli, dicono che appunto durano 7 giri, 8 giri pneumatici morbidi, però sicuramente con l'assetto che ho impostato, con tutta questa reattività e trazione dell'autovettura, i pneumatici vanno a soffrire tantissimo. Come potete vedere, dopo circa 3 giri già ci troviamo in queste condizioni quasi di usura completa, quindi dobbiamo cercare di tenere in avanti. Ancora Hülkenberg dietro di noi adesso nella sezione del DRS, probabilmente tenterà un sorpasso, vediamo di lasciarlo proprio all'interno, vediamo di farlo passare dall'altra parte. Hülkenberg sicuramente non passa, mi volevo mettere, come dire, sull'esterno per farlo passare all'interno, però sicuramente ha preferito non rischiare. E ancora come al solito gomma anteriore sinistra sempre più usurata. Vediamo se c'è qualcuno che è entrato ai box, sicuramente no, maledizione, abbiamo recuperato solo una posizione per quanto riguarda questo Gran Premio. Attenzione ancora Hülkenberg dietro di noi. Aumentare la distanza dalla vettura che ti segue, è a meno di un secondo, potrebbe usare il DRS. Maledizione, vediamo quello che... Attenzione!
attenzione, tenta un sorpasso proprio nei riguardi della nostra autovettura all'interno, ma è costretto nuovamente a rimanere dietro. Ancora si continua, vediamo quello che riusciamo a fare. Questa è la mia prima volta, ragazzi, che non finisco nella Q3, quindi questa strategia dei pneumatici la volevo provare prima o poi per vedere un po' come si giostrava la situazione. Comunque non è stata una gara pessima, anzi siamo riusciti a recuperare diverse posizioni, abbiamo notato le possibilità d'attacco che ha la nostra autovettura. Intanto Di Resta ormai è scomparso nell'ombra, davvero molto distante dalla nostra posizione. Intanto cerchiamo di continuare dal 12° posto, cerchiamo di fare del nostro meglio. Oh mio Dio, attenzione, oh maledizione, vediamo un po', ecco, proviamo da questa parte, avanti, doppio punto di corda, ce l'abbiamo fatta, perfetto, abbiamo ancora un bel po' di cars disponibile. E adesso carburante, miscela elevata, abbiamo le possibilità di farlo e sicuramente dobbiamo tenere duro. Attenzione, non vorrei che le gomme si consumassero nell'ultimo giro, manca poco, avanti, avanti ragazzi, reggete, benissimo, forza che ce la facciamo. Il livello di carburante è buono, ma continueremo a tenerlo d'occhio. Grazie amico mio per questo ultimo giro, devo tenere il carburante al massimo per non essere superato da Hülkenberg, che si fa sempre più vicino nei nostri specchietti e tenta il sorpasso all'esterno con i pneumatici duri, riesce a fare qualcosa ma è costretto nuovamente a rientrare in scia. Grandi, 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 vediamo di girare da questa parte, perfetto, non finiremo ragazzi credo in zona punti. Brutta spia appena adesso intravista, maledizione, questo dannato carburante è stato proprio ridisegnato in tutti i modi. E attenzione, la spia rossa all'ultimo giro può causare la perdita completa del controllo della nostra macchina, quindi attenzione, abbiamo 16 curve, affrontiamole all'interno e con completa tranquillità. Attenzione, calma, maledizione, abbiamo anche i pneumatici molto usurati. Attenzione che Hülkenberg può tentare il sorpasso. Mi sa che questa strategia non è stata molto efficace ragazzi, perché anche i pneumatici morbidi non hanno retto quanto volevo, anzi sono stati davvero grandiosi per averci fatto recuperare davvero diverse posizioni, perché eravamo partiti dalla 14ª posizione, però davvero un'ottima, una strategia non proprio ottima, sicuramente ne abbiamo effettuate di meglio, però davvero questa strategia la volevo provare per tentare un po' la sorte e vedere un po' quello che succedeva con questa strategia dei pneumatici duri all'inizio. Forse ecco che Sebastian Vettel vince la gara, sicuramente è riuscito a prendere il massimo dei punti. Noi cerchiamo di tenere duro in questa ultima fase, perché sicuramente Hülkenberg tenterà il sorpasso in questa fase con il DRS, quindi adesso ci sarà una grande e vera e propria prova di coraggio. Attenzione, vediamo un po' quello che possiamo fare da questa parte, alla grande, attenzione, andiamo, oh mamma mia come si perde aderenza. Cerchiamo di non perdere l'aderenza completamente e finire dall'altra parte, e si sfrutta al massimo, utilizziamo anche la miscela elevata, avanti, dobbiamo tenerlo lontano, non voglio finire il 13°, vediamo quello che riusciamo a combinare. La nostra autovettura sta spruzzando potenza da tutti i pori ed ecco che lo distanziamo a 318 km/h, mamma mia, attenzione, vediamo un po', grandi, attenzione, si gira, no, qui in ripartenza, attenzione, non è che scoppiamo una gomma, ho sentito davvero un brutto rumore, maledizione, attenzione, calma, e ancora Hülkenberg a 13ª posizione, vediamo un po' quello che tenta di fare ed ecco finiamo la nostra gara al 12° posto, purtroppo non all'interno del come dire, dell'obiettivo della nostra scuderia. Sicuramente è stata una gara educativa per noi stessi, vediamo un po'. 12° posto, hai dato il massimo. Grazie amico mio, è proprio quello che abbiamo tentato di fare. Purtroppo ragazzi il Gran Premio della Cina non è uno dei miei cavalli di battaglia, e partendo appunto in qualifica dal 12° posto abbiamo fatto fatica a tenere posizioni per tutta la partita, e anzi siamo riusciti a recuperare una posizione. Nonostante tutto abbiamo utilizzato una strategia nuova, pneumatici come dire morbidi agli ultimi giri, utilizzando quindi questa nuova tipologia di strategia. Vediamo di proseguire, vediamo cosa è successo. Abbiamo perso, come potete ben vedere, diversi punti e sicuramente non guadagnando alcuna prestazione all'interno di questa partita. Siamo finiti al 9° posto del campionato piloti, mentre il nostro caro Pastor Maldonado ricopre il 13° posto. Allora, questa è sicuramente una gara, ovviamente come tutte possono andare non come al solito al massimo delle prestazioni, sicuramente nelle prossime gare ci rifaremo, perché nei prossimi Gran Premi sicuramente saremo più competitivi. Per quanto riguarda invece il campionato costruttori rimaniamo ancora al 6° posto,
sicuramente questo è un bene, però la Ferrari ci ha distanziato davvero parecchio, dobbiamo cercare di recuperare nei prossimi mesi. Comunque questa strategia ovviamente è stata una sorta di prova che ci ha permesso di capire come reagiscono i nostri pneumatici alle condizioni atmosferiche, perché sicuramente anche l'asfalto ha messo il suo zampino, ma ovviamente anche il nostro assetto, che era davvero molto reattivo, molto utile per sfruttare la trazione, quindi abbiamo avuto questa sorta di degrado dei pneumatici, sia di quelli duri che di quelli morbidi, in maniera molto eccessiva. Però intanto siamo riusciti a provare questa nostra brezza di velocità, perché abbiamo battuto anche il nostro compagno di squadra, e anche vittoria memorabile per Sebastian Vettel, abbiamo guadagnato anche una discreta esperienza e quindi ci lanceremo adesso nel Gran Premio del Bahrain. Perfetto, credevo che ci fosse la Spagna, però perfetto, il Gran Premio del Bahrain ci aspetta e sicuramente in questo Gran Premio cercheremo di ottenere di meglio. Allora, dopo aver parlato con Passo, i tecnici della fabbrica, per le prossime gare abbiamo deciso di adottare un approccio bilanciato per quanto riguarda la R&S, tecnologia e sviluppo. Ciò significa che i nuovi componenti verranno inviati più spesso, ma c'è il rischio perché possono guastarsi molto più rapidamente. Ci sarà sole ovviamente nella gara Sakir. Per quanto riguarda la sfida con il compagno di scuderia ce la stiamo facendo alla grande, però probabilmente aver sbagliato solo di una posizione il nostro obiettivo di scuderia non è neanche un granché. Ci rifaremo ragazzi nelle prossime gare, sicuramente ci sono ancora tantissimi gran premi da effettuare e vedremo adesso di caricare una grande quantità di adrenalina per il nostro Gran Premio di Sakir. Cercherò di farlo uscire, come dire ragazzi, di ottenere le possibilità di farlo magari all'interno della prossima settimana, perché o magari nei prossimi 5 giorni, perché voglio sfruttare al massimo le possibilità del nostro assetto per ottenere quindi grandi prestazioni. Fatemi sapere ragazzi quello che ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo Gran Premio. Ciao a tutti!